Salve, tifosi dell'Azzurra. Siamo qui con un'altra notizia esplosiva che ha mandato in fibrillazione il mondo del calcio. Rimani con noi fino alla fine per scoprire tutti i dettagli sulla presenza degli scout del Chelsea alla partita tra Napoli e Barcellona. Ma prima di iniziare, lascia un like, iscriviti al canale e attiva le notifiche per non perdere alcun contenuto esclusivo. Ora, secondo le informazioni diffuse da vari media inglesi, gli osservatori del Chelsea erano presenti allo stadio Diego Armando Maradona durante lo scontro tra Napoli e Barcellona lo scorso mercoledì. Ma perché erano lì? Victor Osimhen, il nostro numero 9, era l'obiettivo principale di questi scout, che hanno seguito da vicino la sua prestazione. Tuttavia, Osimhen non è stato l'unico giocatore sotto i riflettori. Gli emissari dei Blues hanno anche messo gli occhi sul talento di Luglio C, difensore blaugrana tornato nel radar del club inglese. Il Chelsea è una delle squadre più interessate a Osimhen, e la Premier League sembra essere la destinazione che il nigeriano sogna di raggiungere. È importante notare che il nuovo contratto di Osimhen con il Napoli include una clausola impressionante del valore, di circa 130 milioni di euro. Non sorprende quindi che diversi club stiano monitorando da vicino il nostro capocannoniere. Tuttavia, il Chelsea non è l'unico contendente in questa corsa. Un altro colosso, il PSG, è determinato a fare di tutto per assicurarsi Osimhen nella prossima finestra di mercato, soprattutto considerando la probabile partenza di Mbappé. Cosa ne pensi di questo movimento di mercato? Victor Osimhen potrebbe puntare al passaggio alla Premier League. Lascia le tue opinioni nei commenti e non dimenticare di mettere mi piace, iscriverti al canale e condividere con tutti. Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti qui a Napoli. Forza Napoli sempre!